questa prima stagione che abbiamo fatto da Antennone Sport Padova volevamo concludere la stagione facendo un torneo. Abbiamo fatto questa giornata col torneo in doppia categoria, Pulcini e Sordienti. La mattina abbiamo fatto Pulcini, pomeriggio abbiamo fatto con i Sordienti. Diciamo che tutto sommato è andato molto bene, i ragazzi erano contenti a fine giornata, abbiamo fatto premiazioni per tutti e di qua ringraziamo al nostro main sponsor Antennone Energie per questa prima edizione dell'Antennone Energia Cup. È un modo per, diciamo, consolidare la realtà che è nata un anno fa. Poi abbiamo la fortuna che tante società ti hanno dato le adesioni per venire a condividere questa giornata con noi. Siamo molto contenti, ringraziamo a tutti quanti. Prima esperienza per noi sì di calcio a 5, noi veniamo dal mondo del calcio a 11, anche se le dinamiche del calcio a 5 ci piacciono, le abbiamo provate anche durante l'anno. Sono venuto qui perché mi hanno richiesto i miei amici, Rodriguez, il presidente Rodriguez, Federico Crepaldi, a Rozzato, tutto il gruppo, al mitico professor De Vivo, tutto il gruppo Antennone Energie a cui sono molto legato, e quindi volentieri siamo venuti a fare questa ultima esperienza di chiusura campionato. Anche noi l'anno prossimo faremo una cosa un po' simile, ovvero con tutta la scuola calcio di cui seguirò io, faremo un terzo allenamento specifico di calcio a 5, quindi anche l'Albignasio inizierà a introdurre qualcosa, anche se stiamo sempre parlando di calcio a 11. L'esperienza di questi tornei è assolutamente costruttiva, positiva. Noi abbiamo approfittato dell'invito di questo torneo qua per prepararci anche per un torneo molto importante che abbiamo a fare la prossima settimana, che è Montesilvano. La nostra società è una società che punta molto sul calcio a 5, ogni anno ci sono sempre più iscritti, andiamo a fare dei ottimi campionati e il settore giovanile diventa sempre più ampio, e questo assolutamente è un segno positivo per tutti quanti. La stagione è stata molto positiva, tutti i ragazzi hanno ottenuto dei ottimi risultati, soprattutto di crescita dell'aspetto tecnico-tattico, è assolutamente da incorniciare. Noi siamo stati molto orgogliosi di partecipare a questo torneo, abbiamo ricevuto l'invito dell'Antennone e abbiamo colto l'occasione al volo. Noi del Passante teniamo molto a far crescere il settore giovanile, i nostri ragazzi per noi sono la cosa più importante che abbiamo, e vogliamo che crescano bene come calciatori, ma come persone soprattutto, vogliamo che diventino dei giocatori educati e che rispettino i regolamenti e si comportino sempre bene in queste situazioni si trovino. Visto il finale di stagione, i numeri esigui di giocatori, è stato per noi, per i nostri ragazzi, un bel impegno, però tutto quello che viene è esperienza che gli arricchirà e quindi gli servirà molto anche nel loro futuro, insomma.